Torta di zucca si fa. La zucca deve essere matura possibilmente, poi si taglia, si gratta, si fa alla fine. Noi adesso abbiamo le macchine per farlo, ma con la grattugia è meglio, perché con la macchina si scalda, invece grattena. Grattala. Poi se gasusa dentro, se può, ecco, se sui calamabili è bello, bisogna metterci un po' di zucchero, se invece alle dulce e se lascia così come è, altrimenti in pensa che a scuola, che viene bella asciutta, bella completamente. Poi ti gratti il formaggio grande, padano, non c'è caso che sia parmigiano, reggiano, lo gratti e fai l'impasto con un po' di latte ci metti perché all'uscita sul cartio se ti metti qua podrete, ti metti a sessa, quelli che ti piace il pepe che metti anche un po' di pepe e poi ti fai una spreggia, una crosta, poi che metti appena quelle necessarie per calcare insieme, se ti impasti in tuletta le meglio, poi te le stegi in centesto, non c'è una teglia, e lì ti metti tutta questa zucca con il formaggio, ti la stendi insieme, non che viene tanto duro, massimo che viene 2 centimetri, 2 centimetri, poi ti inforni, ti metti un po' d'olio insieme, se ti metti un po' di formaggio gratto, buono ti metti un po' e ti rinforni e c'è questo cianin fuoco lento, il forno non deve essere deve essere con questo cianin, c'è questo per mezz'oretta, anche 3/4, per quando ti dai a crosta, vessuta, cotta, per non sbagliare a crosta, non ti la lasci su, ti devi mettere un po' insieme, che si cavare un po', capisci? Che deve essere un po' d'olio, e poi quando è crudo con la vecchia tanta pena, io la cuciavo la zucca, la tagliano e la fanno bollire e allora quando fanno il ripieno mettono formaggio e con la zucca ribollita, però perde un po' il gusto, sì, ma non è più, perde perché bollendo l'acqua